I primariati che mancano perché le persone sono andate in quiescenza perché chiaramente dovevano andare in quiescenza, non perché hanno abbandonato i nostri ospedali, bisogna essere chiari. Il direttore Benazzi vuole fare chiarezza sulla situazione dei primariati dell'USL 2 dopo le polemiche degli ultimi giorni e lo fa avendo accanto proprio alcuni dirigenti. È importante, ha spiegato ai giornalisti, rassicurare i cittadini. La sanità trevigiana resta una delle migliori, deve fare i conti con la carenza di personale che riguarda tutta Italia, ma i nostri medici continuano a svolgere il loro lavoro con grande professionalità e attaccamento a questa azienda. Un concetto che ribadisce anche Roberto Rigoli, rappresentante dell'AMPO, l'associazione primaria ospedalieri, che parla di un senso di solidarietà e amicizia che anima i rapporti tra i camici bianchi, al punto che nonostante spesso, spiega, ci arrivino proposte allettanti per andare altrove, noi rimaniamo qui. È una caratteristica particolare qua a Treviso, il legame che abbiamo con questa struttura è forte, la professionalità è alta, chi lavora qua dentro sa che cresce ogni giorno. Primari che ogni giorno collaborano fianco a fianco tra loro e con la direzione. È in quest'ottica che nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra i dirigenti e Benazzi. Per confrontarci e dare un apporto, un aiuto per abbattere le liste d'attesa. Sgombrato il campo da ogni dubbio, Benazzi, numeri alla mano, chiarisce che dal 2016 sono stati nominati 39 nuovi primari arrivati da altre regioni, ma anche interni alla stessa USL 2 e ancora elenca le posizioni che al momento restano scoperte, 7 in tutta l'azienda sanitaria trevigiana, o meglio 6 visto che il primario di medicina prenderà servizio dal 1° settembre. A mancare sono i dirigenti di geriatria, pediatria e medicina di Montebelluna. I concorsi saranno fatti entro l'anno e avremo ovviamente i nuovi primari. E ancora andranno coperti i primariati di psichiatria di Conegliano e Asolo e l'urologia di Treviso, per la quale è in programma il concorso. I primariati Treviso sono ovviamente i più ambiti perché si vede dalle domande che vengono fatte nel momento in cui facciamo i concorsi. Siamo stati i primi in Italia ad aver aperto i concorsi agli specializzandi, spiega Benazzi, che sottolinea come il problema più importante riguardi proprio gli specialisti, non solo a Treviso. La soluzione, conclude, va cercata a monte a livello di governo. Fare una norma dove sostanzialmente dal primo anno di specialità i colleghi che sono il primo anno di specialità possono fare la specialità all'interno degli ospedali.